Siamo ancora una volta nella foresta della Carpaneta, una bellissima zona di proprietà di ERSAF Regione Lombardia che ci ospita e in cui la nostra Proloco, come già da alcuni anni, sta organizzando questa bellissima festa intitolata Carrozze e Cavalli. Credo che quest'anno, visto il bel tempo e vista già l'affluenza che si vede nella prima mattinata, sarà una giornata da conservare nei nostri archivi. Comunque, per organizzare la giornata noi ci siamo mossi alcuni giorni fa, ma finalmente abbiamo 2 carrozze che sono in grado di portare 15 persone alla volta, no? Attorno al laghetto, quindi fanno i giretti. Abbiamo poi alcuni cavalli, come ci saranno in vista forse alle mie spalle, che fanno il battesimo della sella ed alcuni esercizi, per cui la giornata di Carrozze e Cavalli si concluderà con una sfilata di 40 cavalieri nel prato qui vicino prima di mezzogiorno. Quindi la zona cavalli è ovviamente coperta. Oggi siamo qui alla foresta della Carpaneta con i nostri cavalli, che abbiamo fatto una piccola dimostrazione con i miei ragazzi e facciamo anche il battesimo della sella. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di far avvicinare le persone, di far conoscere il mondo dei cavalli alle persone, perché è un mondo talmente vasto, ampio, che appunto è assolutamente importante conoscerlo, che ci concentriamo anche appunto sul benessere, sull'aspetto del cavallo anche, quindi è un messaggio, diciamo, che deve passare. Abbiamo qua 3 cavalli e niente, l'obiettivo appunto, come ho detto, è quello di far salire i ragazzini, far avvicinare i ragazzini ai cavalli. Abbiamo però sempre i nostri laboratori con le casette di legno, le ocarine d'argilla, un laboratorio per la pittura di piccoli esempi di animaletti della foresta e un nutrito parcheggio di bancarelle con prodotti tipici locali. Noi abbiamo organizzato con grande passione questa manifestazione come altre e speriamo di continuare a realizzarle, e naturalmente il pubblico di Mantova, ma di tutto il circondario, è sempre gradito in questa bellissima oasi verde.